9 in punto, buongiorno e bentornati in diretta col nostro Focus TG. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Padova, Vicenza, Treviso e anche sull'altopiano, vero Alex? Dici bene Sharon, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci spostiamo subito in altopiano perché ieri proprio in diretta durante il nostro Focus TG vi abbiamo dato la notizia del drammatico incendio che si è sviluppato nella zona di Stoccareddo. Siamo vicino Gallio, siamo in altopiano, fumo, fiamme, una situazione resa ancora più complicata dal fatto che la zona è impervia e quindi anche i soccorsi non hanno avuto di certo vita facile per domare le fiamme. La situazione adesso è sotto controllo, ma noi proprio sul posto abbiamo il nostro Ferdinando Garavello in collegamento in diretta con noi. Ferdinando, buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno Alex, buongiorno Sharon, buongiorno naturalmente anche ai nostri telespettatori. Allora siamo qui, siamo sopra questa piccola contrada di Gallio in località Stoccareddo. Sono con Renzo Rigon. Alle mie spalle, come potete vedere, ci sono le vasche che vengono utilizzate proprio in questo momento, in questi minuti, dall'elicottero per spegnere gli ultimi focolai. L'incendio è stato domato, ci sono ancora dei rischi di focolai come sempre succede. Poi vedete che c'è un po' di vento e naturalmente la siccità ha reso le sterpaglie, il bosco, nutrimento molto facile per l'incendio, quindi c'è ancora parecchio da fare. Ci sono le squadre sul posto che stanno lavorando per andare a controllare che non ci siano più focolai. Stiamo aspettando il ritorno dell'elicottero che proprio in questo momento è sceso ad Asiago per fare rifornimento. Poi sappiamo che i lanci continueranno per qualche ora almeno di sicuro. Siamo qui ci sono i vigili del fuoco, c'è la protezione civile, c'è il servizio antincendio boschivo. Vediamo che Renzo Rigon ci fa vedere un po' questo campo base, diciamo, per le operazioni di spegnimento e bonifica. Io a questo punto però vi ridarei la linea, ve la richiederei nel momento in cui vediamo l'elicottero, perché così abbiamo anche un'immagine molto interessante di come si lavora in fase di emergenza, Alex. Assolutamente, allora ci collegheremo fra poco, sempre in diretta con Ferdinando Garavello da Stoccareddo. Sharon, partiamo con la cronaca. E andiamo a Vicenza, nella provincia di Vicenza, perché c'è stato un dramma sul lavoro a Marano Vicentino. Vediamo il servizio. Tragedia sul lavoro a Marano Vicentino. Un pensionato di 58 anni, Arturo Natoldi, è morto ieri pomeriggio in un'azienda in zona industriale che dagli anni 60 produce macchine ed attrezzature per panifici e pasticcerie. L'uomo era intento ad una lavorazione su una fresatrice quando, per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal, è stato colpito da una lastra di metallo. Il pensionato non sarebbe stato dunque un dipendente, ma era al lavoro per conto proprio sulla macchina operatrice. Sarebbe stato autorizzato ad impiegarla dai titolari, suoi conoscenti ed amici. Al dramma non avrebbero assistito testimoni. Gli operai presenti sono accorsi dopo aver udito un forte tonfo, trovando l'uomo già riverso a terra. Attivati subito i soccorsi, arrivati anche con un'eliambulanza. I medici del SUEN 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il pensionato, che hanno ritrovato già morto. Lascia una moglie e 2 figli. La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I carabinieri di Thiene hanno posto sotto sequestro il macchinario utilizzato. E proseguiamo sempre con la cronaca, con un'altra notizia tragica, perché parliamo della morte di un giovane bodybuilder di 22 anni, un malore improvviso in auto gli è costata la vita. Ci spostiamo a Selva di Volpago del Montello. Era appena arrivato di fronte a casa con la sua auto a Selva di Volpago del Montello, ma da quella vettura non è mai sceso. Sono stati i genitori alle 4, preoccupati perché non lo vedevano rientrare, a fare la terribile scoperta. Samuel Carletti, 22 anni appena, era esanime a bordo della vettura. Un malore improvviso ha stroncato il giovane bodybuilder che aveva frequentato l'istituto Fermi e si allenava in una palestra di Arcade. L'allarme al SUEM, pur tempestivo, non è servito. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Montebelluna per svolgere gli accertamenti del caso.
incendio. Sarà ora l'autorità giudiziaria a decidere se ordinare o meno un esame autoptico sul corpo del 22enne per capire come il fisico di un ragazzo così giovane possa essere stato stroncato da un infarto. Incendi non solo sull'altopiano, c'è stata una raffica di incendi anche ieri sera nella Marca trevigiana e a Breda di Piave nel corso dell'evacuazione di una palazzina è stato trovato morto un uomo da almeno 3 giorni. Vediamo il servizio. Il decesso risalirebbe ad almeno 3 giorni fa, ma il ritrovamento è avvenuto per caso nel corso dell'evacuazione della palazzina dove abitava al civico 20 di via Europa, Breda di Piave. Si tratta di Primo Zarabara, 71 anni. In serata i pompieri erano intervenuti per un incendio in un appartamento al piano terra in cui vive una 63enne rimasta intossicata e trasportata da medico e infermieri del SUEM 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Le fiamme sarebbero divampate da un fornello rimasto acceso nel vano cucina. A titolo precauzionale la palazzina è stata evacuata ed è durante le operazioni che Zarabara è stato trovato esanime nella sua abitazione al primo piano. Per i vigili del fuoco trevigiani è stata una notte di intenso lavoro, un'abitazione disabitata è andata a fuoco a Valdobbiadene, fiamma anche in una legnaia tra Monfumo e Pederobba, un rogo ha intaccato inoltre il tetto di un'abitazione a Cordignano per il surriscaldamento di una canna fumaria. E vi ricordiamo che fra poco torneremo in diretta con Ferdinando Garavello da Stoccareddo, Gallio, siamo in altopiano perché seguiremo in diretta live le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai, assolutamente, di un incendio che ieri vi abbiamo raccontato in diretta. È un incendio di vaste proporzioni che ha colpito proprio la zona dell'altopiano, ma Sharon, ne stiamo parlando e continuiamo a parlarne proprio di questo fenomeno degli incendi, perché sicuramente la siccità, sicuramente anche determinate situazioni particolari, contestuali, stanno diffondendo in maniera preoccupante questo fenomeno. Ci spostiamo adesso a Vedelago, altro incendio, dopo quello alle sorgenti del Sile, in fiamme una legnaia. Il fumo nero si è alzato nel cielo poco dopo le 10, in fiamme, ancora una volta nel territorio di Vedelago, la legnaia di un'azienda agricola in via Caleselle, a Fanzolo. Si tratta del terzo rogo in pochi giorni nel comune dopo l'incendio divampato sabato sera nel Gran Bosco dei Fontanassi, area ricompresa nel Parco del Sile, e quello in un'abitazione privata. Sul posto squadra del 115 da Montebelluna, Treviso e Castelfranco. È stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che in questi giorni sono davvero presi d'assalto e sono riusciti a circoscrivere innanzitutto l'incendio e poi anche a spegnerlo. Fortunatamente non ci sono danni a persone neanche ad animali, però i danni alle cose sono anche lì ingenti. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco il capannone principale dell'azienda agricola Fratelli Zandonà è rimasto intatto. Non si sono registrati feriti, salvi anche gli animali. Sul posto i carabinieri e il vice sindaco Marco Perin. Le cause dell'incendio sono al vaglio. Di certo la prolungata siccità favorisce i roghi e dal comune ci si raccomanda massima cautela nei comportamenti di ciascuno. Non sta a me dar giudizi, però sì, sta a me dare un consiglio di prendere particolare attenzione, perché poi sfuggono e spesso non ci si rende conto. L'hai detto tu prima, Alex, il motivo principale di questi incendi è sicuramente la siccità, un'emergenza climatica che stiamo vivendo in questo momento, e sentiamo le parole dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Solo ieri sono scoppiati 6 incendi nel territorio veneto che hanno devastato boschi interi. Oggi le fiamme hanno divorato altre zone, il rogo più grave nel Vicentino. Questi 3 mesi di siccità hanno contribuito all'innesco degli incendi anche gravi. La mancanza di pioggia e il vento sono la tempesta perfetta, dice l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, ma questi non sono gli unici fattori. Ricordo però che la stragrande maggioranza degli incendi sono per causa umana, non sempre dolosa, a volte anche colposa, ecco perché lancio l'appello ad essere particolarmente attenti a questo aspetto. I mesi di febbraio e marzo sono statisticamente più a rischio assieme ad agosto e in questo momento le condizioni del terreno sono assolutamente favorevoli alla propagazione delle fiamme. L'appello di Bottaccin è rivolto ai cittadini. Gesti che possono sembrare innocui diventano pericolosi. Io lancio un appello ai cittadini di porre particolare attenzione in questa fase, in questo periodo, visto che anche nei prossimi giorni non è previsto che ci siano precipitazioni, di essere cauti nell'accendere fuochi, che non si potrebbe, anzi non si può, e anche nel parcheggiare l'auto o nel mozzicone della sigaretta che viene
buttato per terra. Ecco, tutte queste azioni che possono apparentemente sembrare innocue, invece in questa fase, con questa siccità, sono assolutamente pericolose. L'attenzione deve essere massima sia da parte di chi effettua i controlli, come le forze dell'ordine, sia all'azione distratta del cittadino che non pensa alle conseguenze di un gesto apparentemente innocuo. Per esempio parcheggiare l'auto sul ciglio stradale, magari dove è molto secco, e poi ripartire. Ricordo che i catalizzatori che sono sotto le automobili funzionano a temperature anche di 800-900 gradi centigradi, quindi voi immaginate quanto sia facile l'innesco dell'incendio. Alex, è sempre più importante l'educazione quindi ambientale? Assolutamente, educazione ambientale, educazione civica, ma ne parleremo fra poco, perché adesso andiamo in pubblicità e poi vi ricordo il collegamento in diretta con l'altopiano e dobbiamo anche ascoltare il governatore Luca Zaia che fa il punto della situazione Covid ed emergenza umanitaria. Tante cose. A fra poco. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta alle 12:13, allora pronti a collegarci di nuovo con Ferdinando Garavello in altopiano a Stoccareddo, vicino Gallio, per tutte le ultime informazioni sull'incendio e appunto dobbiamo vedere delle immagini con l'arrivo dell'elicottero e dei soccorsi. Buongiorno Alex, buongiorno Sharon, buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo anticipato un po' questo secondo collegamento perché non sappiamo quando arriverà di nuovo l'elicottero. Si è posato all'aeroporto di Asiago per fare rifornimento e in attesa di sapere che cosa bisognerà fare nelle prossime ore. Quindi preferiamo stare qui ad aspettare poi che arrivi, se arriva finché parliamo ancora meglio, però intanto vi diciamo che cosa è successo, facciamo un po' il punto della situazione. Allora, ci sono stati due focolai separati che, vista la situazione, potrebbero far pensare a un intervento umano, quindi a un'origine dolosa. Ovviamente in questo momento non c'è niente di certo, non c'è niente di sicuro, però questi due focolai si sono poi propagati a Sterpaglie e Bosco, mandando in cenere letteralmente una cinquantina di ettari. Poi vi faremo vedere delle immagini nei telegiornali di questa sera perché è davvero impervio da raggiungere la zona dell'incendio, ma visto da lontano sembra un fazzoletto di terra, invece è veramente è stato un incendio importante e per certi versi anche rischioso, perché muovendosi il fuoco cammina, lo sappiamo, poi con questo vento cammina ancora di più, si sarebbe potuto avvicinare anche ad alcune case, quindi la situazione era davvero complicata. L'intervento delle squadre di vigile fuoco, del servizio antincendio boschivo, della protezione civile con l'uso degli elicotteri ha permesso di evitare guai peggiori, però come abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni, nelle parole dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, la situazione è davvero complessa, perché siccità, vento e naturalmente la mano di chi può voler fare dei danni, dei disastri, sono un mix veramente complicato. Io a questo punto, in attesa dell'elicottero, chiamerei il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, per fare un po' il punto della situazione. Se si avvicina approfittiamo, vi teniamo ancora un minuto qui per fare il punto della situazione. Sindaco, abbiamo anche i tecnici che hanno effettuato le operazioni. Parliamo con il sindaco che ha appena chiarito con loro. Qual è la situazione, sindaco? La situazione è ancora con il fuoco acceso, anche se magari sotto traccia, ma c'è ancora, quindi c'è la necessità ancora di intervenire pesantemente, in maniera appunto pesante, con l'uso dell'elicottero e con uomini a terra, per appunto estirpare totalmente questo incendio che purtroppo è ancora attivo. Abbiamo sentito poco fa l'assessore regionale Giampaolo Bottacin dire che solo nelle scorse ore, nei giorni scorsi, sono stati 6 incendi in Veneto. Il mix di siccità, di vento e naturalmente anche a volte della mano umana è davvero esplosivo.
e sappiamo che c'è stato anche qualche problema qui in altopiano per l'approvvigionamento idrico. Certo, difatti questo spero che anche l'assessore Bottacin ponga attenzione su questo punto, visto gli incendi scoppiati nel nostro Veneto, e speriamo che qui si fermino, perché c'è la necessità di rivedere, a mio avviso, un piano Veneto per quanto riguarda il contrasto alla siccità. Vuoi in forma A, vuoi in forma B, ma ci deve essere comunque un discorso che guarda verso i bacini, guarda verso il trattenere l'acqua in alta quota, che non è facile, ma dobbiamo impegnarci in maniera tale da evitare appunto sconquassi come questo incendio, che qualora avesse preso le cime degli alberi veramente avrebbe distrutto anche tutto il cimo a Valbella di Gallio. Quindi hanno con il loro intervento scongiurato un incendio che sarebbe stato veramente devastante per Gallio e per l'altopiano. Quindi la necessità, ripeto ancora una volta, come dissi già 1 anno e mezzo fa da Presidente dell'Unione Montana, dobbiamo rivedere il piano idrico e dobbiamo creare dei bacini in quota per trattenere l'acqua qui in altopiano. Giusto per far capire ai nostri telespettatori dove siamo, abbiamo Foggia, vediamo se Renzo Rigon riesce a farci vedere, abbiamo Foggia a pochissima distanza, dalla parte opposta invece abbiamo Gallio, qui dietro queste sono le melette di Gallio. Allora le facciamo vedere ai nostri telespettatori, qui sono le melette di Foggia, le melette di Gallio e Gallio è da quella parte, quindi siamo in una zona appena decentrata rispetto alle grandi rotte turistiche dell'altopiano dei 7 comuni, ma è letteralmente un paradiso. Sapere che posti come questo rischiano di avere dei problemi gravi come ci sono stati per questo mix di ingredienti, insomma, preoccupa anche i sindaci. Assolutamente sì, questo ci preoccupa molto, ci conforta il fatto di avere come qui gli amici del nucleo AIB dei Vigili del Fuoco di Asiago, ci consola il fatto di avere comunque un'efficienza dal punto di vista regionale con il nucleo antincendio dei servizi forestali, i Vigili del Fuoco ovviamente, la Protezione Civile, il SAT di Enigo, che sono preparati per questo. Ci conforta questo, però non possiamo neanche pensare di mettere a repentaglio ogni volta vite di amici, vite di persone che fanno questo sì per lavoro, ma che andare a perdere o rischiare la vita per colpa di qualche deficiente, permettetemi questo termine, deficiente che mai dà fuoco di là o di qua all'altopiano, non va bene. Quindi dobbiamo veramente educare ancora, dobbiamo spingerci un po' oltre, cercare in qualche modo io spero che le indagini che sono in corso giungano a buon fine, giungano a termine, perché chi ha fatto questo, qualora qualcuno avesse fatto questo, va punito. Allora, ringraziamo il sindaco Emanuele Munari, sindaco di Gallio, per questa durissima presa di posizione. A questo punto noi vi cediamo la linea, cerchiamo di avvicinarci al luogo dell'incendio, che ripetiamo impervio, è parecchio complicato da raggiungere, per avere delle immagini, anche per far capire che cosa è successo, perché da qui ovviamente non è così impattante, non è così efficace come essere dall'altra parte. Quindi eventualmente vi richiediamo la linea più tardi, compatibilmente naturalmente con la diretta del governatore. Luca Zaia, vi cediamo la linea. Allora, grazie Ferdinando Garavello, salutiamo anche il tuo ospite, il sindaco di Gallio Emanuele Munari. Noi, come hai anticipato, rientriamo in studio, Sharon, perché dobbiamo proseguire con la cronaca. Sì, andiamo a Vicenza, in Campomarzo, perché è stato denunciato un uomo per spaccio, sequestrata droga, eroina, cocaina e marijuana. Ancora una volta Campomarzo, ancora una volta droga e ancora una volta la polizia locale di Vicenza è pronta ad entrare in azione. Agli occhi elettronici delle telecamere di videosorveglianza non sfugge un raggruppamento di personaggi sospetti. Gli agenti in tempo reale dal distaccamento di Campomarzo decidono di piombare sul posto. 6 uomini tra i 30 e i 50 anni vengono identificati, 2 perquisiti, 4 segnalati alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Uno è stato denunciato a piede libero per spaccio di droga, sequestrate 7 dosi per un totale di 5 grammi di cocaina, eroina e marijuana. E con la cronaca, adesso Sharon, ci spostiamo a Padova, giro di vite per l'abbandono dei rifiuti, per punire, sanzionare l'abbandono dei rifiuti. Il comune di Padova inasprisce le multe. Pugno di ferro e soprattutto niente sconti per chi abbandona la spazzatura dove capita e al di fuori dei cassonetti. Il comune di Padova ha deciso di inasprire le misure per i furbetti del nomadismo dei rifiuti. La nuova ordinanza fissa a 500 euro la sanzione. Prima il regolamento comunale parlava di una sanzione da 50 fino a un massimo di 500 euro con una media di 125 euro a sanzione. Ora per tutti viene fissata la multa al massimo. Nel 2021 sono stati 13.149 gli interventi per abbandono
abbandono dei rifiuti nel territorio del comune di Padova. Molti di questi hanno riguardato anche rifiuti pericolosi. Da qui la decisione di installare telecamere e fototrappole già presenti e inasprire le multe. L'ordinanza vieta di abbandonare e depositare materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico o di immetterli nelle acque superficiali e vieta anche il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale di sporcare con spazzatura l'arredo urbano. Ci spostiamo invece adesso nella provincia di Vicenza perché la Guardia di Finanza di Schio ha sequestrato 118.000 mascherine. Vediamo perché. Mascherine chirurgiche monouso importate dalla Cina e non in regola. È scattato il sequestro per 118.000 pezzi stoccati in un magazzino. L'operazione della Guardia di Finanza di Schio è stata messa a segno nei giorni scorsi nei confronti di una società di capitali con sede a Roma, nell'ambito di una parallela attività di indagine. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto le 118.000 mascherine pronte per la commercializzazione, ma prive di indicazioni di istruzioni in lingua italiana. L'eventuale vendita avrebbe rappresentato una violazione del codice del consumo. Pertanto i militari hanno eseguito il sequestro amministrativo dei dispositivi. La società ora rischia una sanzione variabile da 516 euro a 25.800 euro. E adesso ci spostiamo nel Trevigiano, ma in realtà è una notizia che abbraccia diverse aree della nostra regione. Panico dopo le 14 di ieri in appunto diverse zone del Veneto, della Marca trevigiana, del Veneziano, del Vicentino per un fortissimo boato che hanno avvertito in tanti. Si tratta del cosiddetto fenomeno del boom sonico provocato da un aereo militare. Un boato tanto forte da far tremare le finestre e la paura che scatta è immediata in periodo di guerra. Paura, psicosi e raffica di telefonate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dalla Marca trevigiana al Veneto orientale, dalla Laguna di Venezia alla Bassa Padovana. Poco dopo le 14, centinaia di residenti allarmati, alcuni anche usciti in strada per capire cosa stesse accadendo. Nessuna bomba, ma come già accaduto in passato il cosiddetto fenomeno del boom sonico, quando cioè un aereo militare infrange la barriera del suono provocando un rumore simile a quello di una violenta esplosione. È stato un caccia F-2000 Eurofighter del 51esimo stormo di Strana durante una missione di volo pianificata a provocare il boato. Il volo, informa l'aeronautica, regolarmente autorizzato e condotto nel rispetto delle regole in vigore, rientra tra le normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale. Il boato è stato avvertito al suolo nonostante la quota elevata perché le condizioni meteorologiche di vento e temperatura hanno verosimilmente amplificato la propagazione dell'onda d'urto. La conferma che non ci fossero eventi che potessero ricondurre a scoppio o incendi è arrivata dopo un'immediata ricognizione delle forze dell'ordine, ma per chi ha sentito quel boato sono stati sicuramente momenti poco piacevoli. E ora qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco. Mezzogiorno e 28, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Alex, dove ci spostiamo adesso? A Treviso? Allora, ci spostiamo a Treviso, Sharon, sempre pronti a cedere la linea a Ferdinando Garavello in altopiano per l'arrivo dell'elicottero, insomma darà un contributo importante nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo raccontando, un incendio che ha devastato insomma, la zona di Stoccareddo, Gallio, insomma siamo in altopiano, un incendio sembra di origine dolosa, ma continueremo a tenervi aggiornati su questo. Dici di spostarci nel Trevigiano, dici bene, cara Sharon, perché adesso apriamo la parentesi sul mondo del lavoro, pochi e mal pagati. Questa è la fotografia che la CGIL di Treviso scatta ai lavoratori pubblici della Marca, una situazione grave, denuncia la CGIL, servono nuove assunzioni e nuovi incentivi. Stiamo parlando di uffici tecnici, uffici del territorio, anagrafi, state civile, ma anche banalmente ufficio ragioneria, finanza pubblica e tutto quello che magari con il cittadino non ha il rapporto, ma che comunque è necessario per la tenuta della macchina comunale. Sono per lo più servizi che si danno per scontati, ma che scontati non sono, quelli elencati dalla funzione pubblica di Treviso e che ora si trovano in una situazione asfittica. Tra le cause
cause individuate dalla CGIL, lo stop prolungato a nuove assunzioni, il blocco della contrattazione, la denigrazione del lavoro pubblico. I dati nella Marca parlano chiaro: tra comuni, province ed enti locali vari, i lavoratori pubblici, fatta eccezione per i dirigenti, sono meno di 4.000. Il rapporto è di un dipendente ogni 227 trevigiani contro una media italiana di 119 e una regionale di 146. Non si tratta solo di virtuosità, anche perché un altro dato che balza agli occhi è quello degli stipendi. Un impiegato trevigiano di categoria C, i più diffusi, viene pagato 1.700 euro lordi in meno all'anno rispetto alla media italiana. Questo dato è un dato assolutamente importante e di grande riflessione rispetto a come i fondi di produttività e quindi la contrattazione di secondo livello è avvenuta in questi anni. Da qui la necessità di rivedere il sistema degli incentivi e arrivare quanto prima al nuovo contratto collettivo, un'urgenza di fronte a un personale che invecchia. La media dell'età dei lavoratori di Treviso è intorno ai 51 anni, che è un po' più bassa della media nazionale che ci vede attestati intorno ai 55 anni, ma comunque è un'età che dà un indicatore rispetto all'anzianità della popolazione che abita questo comparto e un numero molto esiguo di lavoratori under 30. Intanto dal 25 marzo anche nella Marca scatta lo stato di agitazione, previsti sit-in e presidi. E la Confindustria Veneto boccia il decreto energia del governo assieme agli imprenditori della nostra regione, anche quelli lombardi e piemontesi. Insoddisfazione e preoccupazione. E ancora, nel decreto manca la determinazione di cui c'è assoluto bisogno in periodi eccezionali come quello che stiamo vivendo. Firmato i presidenti di Confindustria Veneto Enrico Carraro e i suoi omologhi di Lombardia Francesco Buzzella e Piemonte Marco Gai. Destinatario Palazzo Chigi. Il decreto energia del governo non trova la sponda delle imprese che anzi rilanciano l'allarme. Intervenire immediatamente con ogni misura possibile e sostenibile per compensare l'aumento dei costi dell'energia anche attraverso un tetto sui prezzi e gli effetti delle sanzioni legate alla guerra. Perché la situazione è già oltre il baratro. In realtà alcune aziende hanno già provveduto a chiudere parte della loro produzione, quindi direi che la situazione non è più solo allarmante, siamo arrivati proprio alla fine dell'allarme, adesso si inizia con le azioni concrete. La trasparenza del mercato energetico, continuano le Confindustrie del Nord, deve poter permettere di legare al costo delle forniture il prezzo al cliente, non ai valori oscillatori delle speculazioni quotidiane. E anche il sistema fiscale che grava sui prodotti energetici va reso lineare, chiaro e trasparente. Non è possibile che le imposte raddoppino il costo del carburante e siano la sommatoria di accise accumulate nei decenni. Insomma, il taglio dei 25 centesimi serve a ben poco. Gli industriali continuano. La scelta di intervenire con sconti e ristori temporanei limitati nel tempo e negli impatti è in contrasto con le previsioni, anche quelle meno pessimistiche, di alti livelli dei prezzi sui mercati energetici prolungati nel tempo. Il Paese, concludono, deve definire rapidamente un vero e proprio piano energetico nazionale che preveda un nuovo mix di forniture e fonti. Ma non è il solo problema. Andare a prendere un appalto adesso è decisamente rischioso per tutte le aziende, perché i costi che abbiamo adesso non è detto che siano poi i costi finali. Quindi c'è una situazione veramente che rischia di degenerare velocemente e non per una carenza di ordini. Cioè non è un problema di mercato, ma appunto è un problema di poi ribaltare questi costi eventualmente al nostro cliente finale. Io mi occupo di internazionalizzazione anche all'interno della mia azienda e avendo un po' aziende in tutta Europa devo dire che la situazione è uguale in tutte le nazioni, accise o meno, quindi forse non ci dobbiamo concentrare solo ed esclusivamente sulle accise, servono azioni molto più strutturali. E a Treviso nasce il nuovo servizio di riabilitazione cardiochirurgica. Testimonial d'eccezione, Rede Canzian. Sì, che non è stato bene, giusto? Alex? Assolutamente, è stato male, insomma, il membro dei PU, insomma, abbiamo seguito più volte, insomma, con i nostri servizi, insomma, il decorso della sua lenta progressiva guarigione. E Sharon, proprio Red Canzian ha ribadito il suo grazie agli operatori dell'ospedale, insomma, medico-sanitari e ai nostri microfoni ha lanciato un messaggio a Fedez. Sì, che non è stato bene, infatti, come abbiamo visto sui social, nelle sue storie, ha raccontato appunto di essere nel corso di una malattia. Sentiamo. Quindi vediamo tutto. Nello stesso
Io ho partecipato volentieri a questo progetto ancora prima che venisse presentato, perché ne sono la prova vivente, cioè io sono uscito dall'ospedale e ho cominciato la mia vita normale, non è che sono dovuto andare a Mota di Livenza in ospedale a fare riabilitazione. Oggi pomeriggio comincio la palestra, ma la palestra è per mettere su muscolo e basta. Abbraccia Barbara, la sua fisioterapista Red Canzian, testimonia l'autentico del nuovo servizio di riabilitazione cardiochirurgica avviato dalla sanità trevigiana. Esserci è la prima forma di gratitudine. Con la mia torturatrice, bravissima, bravissima. Beh, poi è lei che ha pensato tutto sto ambaradan che è meraviglioso, no? Di preparare il paziente nel percorso riabilitativo prima dell'intervento. Per Barbara un successo professionale e umano. Alla grande, sì, siamo stati una coppia riabilitativa di fatto. E la nostra riabilitazione è partita dalla sua stanza ed è finita nei giardini dell'ospedale. Il fatto di camminare fuori penso che per Red sia stata una cosa bellissima. Importantissimo. È stata una cosa per tutti e due bella. Sì, un ritorno alla vita perché respiri. L'ospedale è bianco e quindi questo bianco della stanza dopo 2 mesi ti ubriaca, ti spegne l'anima e avere la possibilità di uscire in giardino, vedere questo verde, fare il ponte e vedere i gabbiani che volavano sul Sile. È un ritorno alla vita. Un ritorno alla vita anche per la moglie Bea, che nelle settimane della convalescenza ha portato in giro per l'Italia il grande musical di Red, quel Casanova atteso ora anche a Londra. Adesso finalmente un po' di relax. Ci stiamo riposando, continuo a seguire lui perché deve essere seguito, però stiamo bene, va tutto per il meglio. E da Red parte anche un in bocca al lupo al collega Fedez, che pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui ha raccontato di avere un problema di salute. Il messaggio è diretto. Tener duro e gli auguro tutto il bene perché è un bravo ragazzo e spero che questo suo star male possa rientrare in una vita normale e sparire, perché alla sua età insomma c'è tanto da fare. Alex, che dice? Aggiorniamo i telespettatori con i numeri del Covid di oggi. Assolutamente, diamo adesso un'occhiata al report che ci fornisce Azienda Zero. Dobbiamo, Sharon, segnalare che sono purtroppo numeri in crescita, un dato che noi spesso insomma, ci auguriamo di non dover mai andare a commentare, andare a leggere insieme. Invece stavolta, ahimè, dobbiamo segnalare appunto che il delta dei casi positivi, quindi i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, fa segnare un più 8.355 nuovi positivi in Veneto, numeri sicuramente importanti che fanno salire gli attualmente positivi a oltre 68.000. Io darei una velocissima occhiata ancora ai numeri: 38 le ospedalizzazioni, in più 3 terapie intensive in meno e 12 decessi nelle ultime 24 ore. Abbiamo accelerato la lettura della tabella perché cediamo di nuovo la linea a Ferdinando Garavello in altopiano, perché ecco le immagini dell'arrivo dell'elicottero. Alex, guarda. Ed ecco l'elicottero con le squadre dell'antincendio boschivo che scende a caricare la sua cesta di acqua e liquido per poter spegnere quello che resta delle fiamme. Bisogna bonificare, bisogna spegnere ogni singolo focolaio per evitare di ritrovarsi ancora nelle situazioni che abbiamo visto nelle scorse ore. Ha fatto tantissimi passaggi questo elicottero, è un via vai continuo da qui, dal campo base, chiamiamolo, fino alla zona dove le squadre stanno operando. Ha caricato l'acqua, ha caricato il liquido per le ultime fasi della bonifica e adesso vola fino all'area colpita dall'incendio. Sono immagini spettacolari, insomma questo va dato
merito applauso anche a tutte le forze dell'ordine, a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente, dei boschi. Sappiamo quanto l'altopiano sia una riserva straordinaria di bellezza e un'oasi naturale da tutelare e da proteggere. Alex. Assolutamente sì. Io chiedo alla regia di ritornare per un attimo sul bollettino dell'area di Azienda Zero, il bollettino che riguarda appunto l'andamento dell'epidemia in Veneto, semplicemente perché per mostrarvi in diretta le immagini dell'arrivo dell'elicottero e del suo pieno di acqua per andare poi a spegnere le ultime braci, gli ultimi focolai dell'incendio che ha colpito Stoccareddo, abbiamo accelerato per un attimo la lettura di questo report. Invece dobbiamo soffermarci, Sharon, qualche secondo in più, perché, lo ripetiamo, i dati sono in crescita. Ci sono numeri critici oggi, Alex. 8.355 nuovi positivi, oltre 68.000 i casi attualmente positivi in Veneto, e poi, dicevamo, più 38 ricoveri in area non critica. Comunque è un dato, è un balzo importante. Va sottolineato che comunque si tratta di numeri che risentono anche delle non complete letture che sono state fatte nel weekend. Scendono fortunatamente le terapie intensive, -3, e purtroppo dobbiamo constatare anche oggi un numero di decessi, in questo caso 12 nelle ultime 24 ore. Sono aumentati da ieri. Sono aumentati, e questo ci dà tristemente ragione quando continuiamo a predicare massima attenzione, il rispetto delle norme per evitare appunto il contagio. Sharon. Non è ancora finita? No, non è ancora purtroppo finita. no. Però ci spostiamo a Vicenza e parliamo di un'altra emergenza, quella dei profughi. Sono tanti bambini che sono arrivati in città. Vediamo le scuole come li stanno accogliendo. Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? È il titolo di una conferenza tenuta agli albori degli anni 70, titolo provocatorio per dire che il mondo è una rete, una concatenazione di cause ed effetti. Piccole azioni possono contribuire a grandi cambiamenti, piccoli gesti di solidarietà fanno la differenza. Oggi con la guerra in Ucraina anche Vicenza deve fare la sua parte. L'arrivo di tanti profughi va organizzato innanzitutto nel mondo della scuola, dove questi bambini strappati alla loro terra devono continuare a formarsi, a costruirsi una cultura perché il futuro sia migliore, perché la cultura è il più grande antidoto alla violenza. Qualche bambino è già arrivato, sono arrivati nelle scuole, le scuole si sono già attrezzate alla meglio con la capacità che hanno sempre di organizzarsi anche di fronte alle emergenze. È chiaro che adesso stiamo studiando tutto ciò che è necessario, dovremo prevedere mediatori culturali, persone che quindi parlino la loro lingua per mettere a proprio agio questi bambini. Dovremo far partire tutti i servizi e vedere cosa è meglio per loro. La prima esigenza per questi bambini arrivati dall'Ucraina è integrarsi, essere accolti dalla classe, dai compagni, dagli insegnanti. I bambini che stanno arrivando sono bambini che vengono inseriti immediatamente nelle classi. Le classi, insegnanti e bambini sono abituati ad accogliere chi viene da fuori. È chiaro che qui c'è qualcosa di ben più importante e di ben più serio. Sono bambini che sono spaventati, che hanno subito un trauma. Poi è ovvio che dobbiamo attivare tutti i servizi quali la mensa, perché i bambini vengono inseriti anche in classi a tempo pieno. È ovvio che qualora ci fosse necessità ci sarà supporto psicologico. Tra le cose che io mi sento di lanciare, noi abbiamo aperto il centro di documentazione psicopedagogica, che è un servizio che è gratuito in via Bixio, dove comunque questi bambini possono fare anche delle attività ricreative. Insomma, l'emergenza c'è, ma può essere gestita con l'aiuto di tutti, con una buona organizzazione, con piccoli gesti. Può il batter d'ali di una farfalla a Vicenza fermare la guerra in Ucraina? No, non può. Però può dare una nuova casa a tanti bambini che torneranno nella loro terra per seminare un futuro migliore.
Anche questa volta mi sento dire che comunque la scuola e tutte le istituzioni che ruotano intorno alla scuola sono pronte comunque a gestire un'emergenza con enormi difficoltà, ma che via via andremo con l'aiuto di tutti a risolvere. E ora qualche minuto di pubblicità, però Alex, ricordiamo che alle 13 proponiamo la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. A tra poco. A fra poco. Sono già diretti in Veneto. 12:47, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, Sharon, lo saremo fino alle 13:30. 13:30 quando più o meno terminerà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, a cui alle 13 insomma daremo la linea, un punto stampa di circa 30 minuti per fare un po' il punto della situazione relativa al Covid, ma anche all'emergenza umanitaria, non solo. Adesso però continuiamo con le nostre notizie, ci spostiamo a Padova. Sì, parliamo del caro carburante, uno dei temi più caldi di questo momento, e sentiamo che cosa ne pensano i padovani del taglio delle accise. Il decreto firmato dal governo per aiutare i consumatori con il caro della benzina con un taglio di 25 centesimi delle accise è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora le compagnie petrolifere si dovranno adeguare, ma abbiamo chiesto ai padovani se è sufficiente questo taglio per le loro tasche. Beh, rispetto all'aumento che ha fatto quasi di 93 centesimi, la diminuzione è molto irrisoria. Penso che potrebbe fare molto di più, direi. Speriamo che il governo ci metta la mano sul cuore e che faccia qualcosa per noi italiani, visto il momento che stiamo attraversando. Bisogna fare di più qua. Cioè, dove andiamo con questa roba qua? Cioè, 2,20 € al litro? No, secondo voi è normale? Anche perché i stipendi sono sempre gli stessi e continua a aumentare tutto. Non penso sia sufficiente, ma più che altro perché l'aumento della benzina ha comportato tanti altri aumenti su cui non si è fatto nulla, quindi bisognerebbe magari controllare anche gli aumenti al supermercato o da altre parti, insomma. Sicuramente sono pochi, però già va bene così. Un conto settimanale. Andare a lavoro prima spendevo sui 20 € a settimana, ora una trentina, quindi sul mese sono 40 € in più, che non sono comunque pochissimi. Rieccoci in studio, abbiamo parlato prima, Sharon, del problema della siccità, visto che insomma abbiamo avuto il nostro collegamento con Ferdinando Garavello dall'altopiano per il problema incendi. Ebbene, in occasione della giornata mondiale dell'acqua abbiamo fatto un viaggio nel bacino della Rotonda, uno dei serbatoi di Padova, definito insomma come uno dei servizi tra i migliori d'Italia. Ogni giorno la rete idrica di Padova fornisce l'acqua agli oltre 200.000 cittadini. Per garantire al meglio il servizio, annualmente il Comune investe oltre 20 milioni di euro l'anno, una spesa giornaliera di circa 60.000 euro. Nella giornata mondiale dell'acqua il viaggio parte da qui, dai giardini della Rotonda, dove c'è la torre, il serbatoio che da oltre 100 anni è uno dei punti di stoccaggio dell'acqua a Padova. Sono pensato un investimento di 20 milioni l'anno, che corrisponde ad una spesa giornaliera di 60.000 euro. Un investimento continuo, una goccia continua, proprio come l'acqua, che alimenta un sistema che deve essere anzitutto in salute, quindi la qualità dell'acqua che beviamo, e la città di Padova ha standard altissimi in confronto alle altre città italiane, ma un servizio che deve essere anche fatto in efficienza. In città sono 5 i serbatoi collegati tra loro dalle condotte che vengono controllate grazie alla tecnologia che ha reso il servizio padovano tra i più efficienti e la sua acqua libera da PFAS tra le migliori d'Italia. È classificata in classe A per la qualità dell'acqua, quindi è un'acqua ottima, ed è classificata in classe A anche per la lotta agli allagamenti, quindi allagamenti praticamente zero. Tutto questo è ovviamente grazie alla forte digitalizzazione che in questi anni abbiamo portato avanti, è uno strumento ormai che è essenziale, avete visto sui telefonini come utilizziamo noi la tecnologia. Sono oltre 19.000 le analisi effettuate ogni anno per garantire la qualità dell'acqua, che non deve essere sprecata, per gestire al meglio questa preziosa risorsa.
Noi qui siamo nel pieno di un servizio che ha a che fare con la transizione ecologica e la gestione di una risorsa che è fondamentale, e quindi tenere buoni livelli di salubrità significa salute pubblica. Ridurre le perdite, una rete in efficienza, significa ottimizzare l'utilizzo di una risorsa che è fondamentale per il pianeta, e gestire anche quello che è il fenomeno dei cambiamenti climatici, perché i temporali estivi ci impongono, come dire, standard sempre più elevati sulla sicurezza e quindi la gestione del deflusso delle acque, ma anche ci impongono un'attenzione nel consumo di questa risorsa. Rimaniamo invece a Padova perché è stata una notte movimentata. Vediamo che cosa è successo. Colpo in via Tagliamento in zona Sacro Cuore a Padova. Sfondata la vetrina di questo negozio di bici con un'auto rubata a Noale usata come ariete. Alle 3:40 di questa notte il botto, un furgoncino era già pronto per caricare le bici. Fortunatamente solo 3 sono state rubate. Grazie ad un sistema di fissaggio installato dalla proprietà, la banda di malviventi non è riuscita a portarne via altre. L'antifurto ha rovinato i piani ai criminali, che sono soliti operare velocemente, arraffando la merce e caricandola su furgoncini. Il sistema di fissaggio ha quindi tenuto, limitando i danni, che però sono stati molti, alla struttura del negozio. La vetrina è andata completamente in frantumi. Nell'impatto si sono inoltre danneggiate anche le bici esposte, oltre a caschi e materiale tecnico. Sul posto sono intervenute subito le volanti della polizia. Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare i ladri. Sempre nella notte un altro colpo a Cadoneghe, stessa modalità e sempre ai danni di un negozio di biciclette. Qui un furgone bianco è stato usato come ariete per sfondare le vetrine. Sono state sottratte 2 bici per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri. Sharon, e a proposito di accoglienza dei profughi ucraini in arrivo nel nostro territorio, anche il mondo dello sport cerca di agevolare l'inserimento dei piccoli calciatori ucraini, agevolando tutte le pratiche di tesseramento, ma scopriamo tutto nel prossimo servizio. Giocatori ucraini pronti a scendere in campo grazie alla Lega Nazionale Dilettanti. Sono state infatti semplificate le procedure per le società calcistiche che intendono tesserare bambini e ragazzi in fuga dalla guerra. Per i minorenni basterà presentarsi muniti di carta d'identità, richiedibile anche all'ambasciata, e documento di ingresso in Italia. Restano valide le regole per la prevenzione del contagio. Anche per i ragazzi ucraini dovranno seguire la profilassi prevista nel protocollo della FIGC e tutto quello che è previsto poi nei provvedimenti governativi. Ma la crisi non è solo umanitaria, società e associazioni sono in difficoltà per via del caro bollette. La federazione sta già preparando una serie di aiuti, ma serve l'intervento delle istituzioni. Sono tutte situazioni che creano quella disaffezione, no? Noi parliamo sempre di passione volontari, ne abbiamo tanti, viviamo di volontariato nei nostri territori, però purtroppo le società hanno anche bisogno di un sostentamento a livello economico. E a proposito di bambini, ieri la piazza degli Scacchi di Marostica si è trasformata in un palcoscenico diverso. Un fiume di bambini e ragazzini di asilo, elementari e media, ha invaso la piazza degli Scacchi di Marostica per lanciare un messaggio di pace. Muniti di cartelli e palloncini gialli e blu, hanno fatto vivere la bandiera dell'Ucraina per dire no alla guerra, no alla violenza. La pace per te cos'è? La pace per me è vita che mi tranquillizza. Per me la pace è una cosa che unisce le persone. Tu sei preoccupata? Un pochino, perché vorrei la pace in tutto il mondo e non vorrei che nessuno rischi. Per me la pace è un simbolo di amore. A te spaventa il fatto che ci sia la guerra? Sì, perché mio papà potrebbe andare in guerra e dopo non so neanche se può ritornare a casa. Una vera e propria lezione di educazione civica per sensibilizzare
sensibilizzare i più giovani ai grandi temi della convivenza tra popoli. La scuola deve lavorare su valori oltre che su aspetti pratici strettamente disciplinari e il valore della pace penso che sia rinunciabile per tutti. Pace e poi vogliamo la pace Sono orgoglioso di tutta la cittadinanza, a partire dai più piccoli, come vediamo qui oggi, uniti sotto il segno della pace, ma anche da parte degli adulti, perché in queste settimane stiamo vedendo veramente gesti importanti di solidarietà. Allora adesso piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con un altro collegamento sull'altopiano velocissimo e poi linea al governatore Luca Zaia. A tra poco. Pochi secondi all'una, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Alex, direi di spostarci immediatamente dal nostro Ferdinando Garavello in collegamento da Stoccareddo. Eccoci Ferdinando. Buongiorno Sharon, buongiorno Alex e naturalmente buongiorno ai nostri telespettatori. Ci siamo spostati nella zona colpita dall'incendio con le immagini di Renzo Rigon. Vi facciamo vedere tutta questa costa di montagna, praticamente a poche decine di metri dalle case, è andata bruciata. Qui si sente l'odore di bruciato, ovviamente fortissimo, ma è forte anche il calore ancora sprigionato da questa parte in cui è andata bruciata tantissima erba, ma anche molte piante. Adesso passa l'elicottero qui sopra, non so se potete sentirlo perché le operazioni di spegnimento proseguono appena al di là. Vediamo se Renzo Rigon riesce a farvi vedere, appena al di là di quella costa c'è ancora del fumo, vuol dire che l'incendio non è spento del tutto. Questa parte ovviamente è stata sistemata, è stata vinta dall'intervento dei vigili del fuoco, dell'elicottero da parte del servizio antincendio boschivo. Però chiudiamo con questa immagine davvero impressionante. Facciamo vedere, Renzo, la distanza delle case abitate dalla costa interessata dal fuoco. Sono davvero pochi metri e nell'aria si sente ancora il calore sprigionato dall'incendio, quindi è andata bene. Ovviamente andata bene vuol dire che tutto quello che è andato perso è una tragedia, ma non ci sono stati problemi per i residenti, per gli abitanti, nessuno si è fatto male. Molti animali, ci hanno detto, sono morti uccisi dal fumo o dalle fiamme. Speriamo di non dover raccontare altri incendi qui in altopiano per questa estate. Vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello per il tuo racconto, grazie a Renzo Rigon per le immagini, un evento sicuramente drammatico, tragico, di cui ci hai reso la cronaca in maniera perfetta. Ferdinando, noi adesso Sharon lo abbiamo promesso, l'abbiamo annunciato, adesso cediamo la linea al governatore Luca Zaia per il punto della situazione che riguarda il Covid, i dati e quant'altro, ma soprattutto le iniziative della Regione per quello che riguarda l'accoglienza dei profughi. Ci siete tutti ragazzi? Scusate il ritardo, quanto abbiamo di ritardo? Pensavo che fosse andato via ormai, pensate. No, scusate veramente, ma stamattina è una mattina complicata. Cercherò anche di organizzare la comunicazione di oggi in maniera tale di incastrare tutto velocemente e fare in modo anche che possiate fare meglio il vostro mestiere, di non incasinarvi anche nella fase di comunicazione da me a voi. Allora, prima roba, il tema del Covid. Sul Covid ci sono sicuramente dei dati da ricordare, che sono quelli che abbiamo, evito di stare qui oggi, non ho fatto fare i cartelli, però volevo semplicemente darvi questi dati. I positivi di oggi sono 136, scusate. I positivi nelle ultime 24 ore sono 8.355. E l'incidenza di questi positivi nelle ultime 24 ore è del 9,36%. Beh, insomma, siamo da un po' di giorni sul 9. Sì, 9,36, che sono esattamente gli 8.355. Considerate che paghiamo lo scotto del fatto di avere
avuto il fine settimana, tanto vero ieri avevamo 1900 positivi, quindi non prendetelo come dato delle 24 ore, direi delle 48 ore sarebbero 8355 per un 1009 diviso 2, a mio avviso dai dati che ho visto. Il totale di ricoverati è 796, i ricoverati in area non critica 743, stanno aumentando, qua non abbiamo no, che aveva fatto i calcoli, vabbè, non importa, stanno aumentando, io vedevo ieri, se non ricordo male, erano 716, quindi abbiamo aumentato nei ricoveri, ma rivediamo i due dati adesso. Diminuiscono ancora le terapie intensive, siamo al 53 e ci stanno. Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 giorni una ripresa della curva, siamo entrati nella quinta ondata. Sono aumentati ovviamente i positivi totali isolati, quindi in isolamento. Adesso cominciamo a sentire l'effetto di questi 10 giorni di positivi, come vi dicevo arriveremo verso fine marzo, per capire un po' l'andamento che ci sarà. Abbiamo avuto quindi un incremento di ricoveri di qualche decina, e a occhio così, e le terapie intensive calano perché le terapie intensive giustamente sono di ricoverati che vengono dalla quarta ondata e quindi sono spesso cittadini che sono lì questi da 3-4 settimane, diciamo mediamente, quindi stiamo parlando ancora della vecchia ondata. Terapie intensive non Covid sono 338, il totale dei decessi sono 14.062, i dimessi 31.436. Inutile che vi dica che la guardia non viene abbassata, resto ancora convinto fino in fondo che la fase endemica sia iniziata e racconto, anche questa mattina vi avviso, non ci sarà la parte di Ambila, verrà tradotta con un comunicato perché ci sono state anche lì delle positività, come accade nella fase di test. Ma al di là di questo mi interessa dirvi, è iniziata appunto, abbiamo abbandonato la fase pandemica. Oggi c'era anche una comunicazione da parte di Ambi, delle associazioni nazionali delle bonifiche italiane, quindi c'era tutta una comunicazione con gli ospiti e quindi questa è saltata. E resta il fatto che in questa fase endemica dovremo sempre più abituarci a convivere con il virus. La vera sfida, e lo vedete anche dai dati delle mortalità, dai dati dei ricoveri con patologie diciamo importanti, è rappresentata dal fatto dei molto anziani con comorbidità e dei fragili, quindi dovremmo sempre più entrare nell'ottica di proteggere diciamo coloro che sono più a rischio e puntare alla convivenza con il virus per tutto il resto della popolazione. Guardate, io penso, ancora oggi non lo si dice perché se lo si dice c'è sempre qualcuno che si agita, ma vedrete che sarà inevitabile che il futuro, penso abbastanza prossimo, sia quello che noi i test li faremo solo al sintomatico e non ci sarà più una fase di test nel prossimo futuro nella quale comunque si va diciamo a tappeto. Ma del resto è come se oggi noi andassimo a cercare il virus dell'influenza nelle narici, in gola delle persone, quanti positivi troveremo asintomatici? E un po' sta accadendo questo, è tanto vero che abbiamo molti asintomatici, abbiamo pouch sintomatici con sintomi lievi e la stragrande maggioranza si cura a casa. Questo non vuol dire che il virus non faccia, diciamo, non ci preoccupi da un punto di vista ospedaliero per l'impatto che può avere e per gli effetti che può avere sulle vite delle persone. Si apre un grande tema, ed ho chiuso, del long Covid, quindi di tutto quello che è il tema del post-Covid, perché comunque abbiamo molte segnalazioni di persone che hanno avuto il Covid. Avete fatto una domanda anche alla scorsa conferenza stampa, forse l'Alda, se non ricordo, o qualcuno, non so. Qualcuno fece una domanda e oggettivamente diciamo gli strascichi di questa infezione su parecchie persone si vedono, sono evidenti, quindi dovremmo organizzare anche una sanità rispondente a tutto questo.
Allora, vi do i 2 dati che mancavano e passo all'altro argomento. L'area non critica cresce di 27, quindi mi ricordavo bene il dato di ieri, quindi più 27 pazienti in area non critica, e in terapia intensiva, mi ricordavo bene, cala di 4 pazienti, quindi da 57 passiamo a 53. Detto questo, Ucraina. Adesso, se volete, vi do un ultimo dato, così avete i dati completi. RCT è 0,85 oggi, se dovesse servirvi. Tasso di occupazione delle terapie intensive è 2,5%. Tasso di occupazione dell'area medica 7,7%. Incidenza 833,9 su 100.000. Ucraina, velocemente, allora sull'emergenza, diciamo l'emergenza si fa sentire. Intanto c'è un dato che voi sapete che per noi è un po' il dato ufficiale, è rappresentato dai tamponi, avendo noi avendo io firmato un'ordinanza come commissario per l'obbligatorietà dei tamponi, oggi i tamponi sono 14.112, quindi 14.112 profughi sono passati per il Veneto. In questo momento ne abbiamo diregistrati, dico sempre in questo momento perché poi sono sempre carte e numeri da aggiornare, 7.109. Sono le persone che stiamo ospitando in questo momento in Veneto. Allora il 70,8% sono donne e il 29,2% sono uomini, scusate, 70,8 femmine e 29,2 maschi. Il 36,7% sono minori, cioè fatto 100 la presenza umana, quasi il 37% sono minori, cioè hanno meno di 14 anni. E quindi capite che questo è un esodo delle donne e dei bambini, perché se il 70%, quasi 71%, sono donne, femmine, l'altro 29% dei maschi è rappresentato anche da tanti bambini maschi. Le persone che noi stiamo ospitando in questo momento negli hub che abbiamo creato, Asiagono, Ale, Valdobbiadene, Isola della Scala, Malcesine, Motta di Livenza, insomma, che conoscete, sono 216. Abbiamo ancora posto per 656 persone e poi abbiamo profughi positivi per un totale di 80. Se fate il conto dei 14.112 tamponati ne abbiamo 80, quindi vedete che un'incidenza che continua a essere bassa. Abbiamo fatto 1.538 vaccinazioni, delle quali un 70% anti-Covid e il resto, diciamo, polio sostanzialmente. Allora, i dati che mi interessa darvi in particolar modo e ringraziare sono questi. L'offerta degli alloggi da parte di Veneti è arrivata a 10.323 posti letto. Sono 4.781 i veneti che hanno offerto disponibilità. Quindi veramente li ringrazio di cuore, perché questi si sommano a quello che poi noi stiamo creando. E i numeri da chiamare per chi volesse offrire disponibilità di posti letto, dico anche, uno può anche dire io avrei 3-4 giorni, una settimana, magari cerchiamo di fare dei piccoli gruppi tra amici, oppure li organizziamo noi se sappiamo nello stesso paese c'è qualcun altro che ha la stessa disponibilità, quindi non serve offrire 6 mesi, cioè l'importante è che sappiamo che disponibilità c'è. Allora, numero verde 800 990 009, o meglio ancora 800 990 009, 800 990 009, oppure scrivere una mail a ucraina@regione.veneto.it, ucraina@regione.veneto.it. Conto corrente siamo già a 631.000 euro raccolti, quindi grazie anche ai 2.800 donatori. Chiudo questa parte di conferenza stampa con un'ulteriore informazione rispetto all'Ucraina. Insomma, le vicende le state seguendo quanto me o anche più di me.
Stamattina sono delle agenzie, ho visto un'agenzia che io reputo importante di Zelensky, che continua a dire dobbiamo incontrarci con Putin. Vedo anche che ci sono delle dichiarazioni di apertura rispetto a Crimea, a Donbass, eccetera. Io spero, come tutti noi speriamo, che si arrivi a un armistizio e si arrivi alla pace, anche perché è un'inutile strage incomprensibile di vite umane. Il cuore dell'informazione di oggi rispetto all'Ucraina è che ho firmato l'ordinanza con gli albergatori. È informazione di oggi, quindi ringrazio ovviamente tutte le associazioni di categoria degli albergatori, Confindustria Veneto, Coordinamento Turismo, Federalberghi, FAITA, Confcommercio Veneto, Assoturismo, Confesercenti Veneto, insomma tutti, anche quelli che non ho citato, e penso che abbiamo fatto un bel accordo. Adesso io evito di stare qui a leggerlo. Tutti gli alberghi dalle 2 stelle in su, non esclusivi, nel senso che possono giustamente avere ospitalità miste, cioè uno può decidere i suoi turisti, i suoi clienti, il business, quello che sarà, e in più può ospitare, che so, dedicare una camera, 2 o 3 all'Ucraina. I ragazzi sotto i 10 anni hanno uno sconto del 50% rispetto alle cifre che vi dirò. Si va dalle 2 stelle in su. Le cifre sono 35 euro al giorno più IVA nella versione B&B, cioè quindi prima colazione e basta, dormire prima colazione, oppure si vale 60 euro con la pensione completa. Prego? Sempre più IVA, sì, sempre più IVA. E penso che abbiamo fatto un bel accordo, sicuramente performante, e considerate che questo ci permette di avere un polmone in caso di necessità. Cioè, questa è una valvola di sfogo non da poco, nel senso che il mondo degli albergatori a questo punto riusciamo a intercettarlo su questo fronte. Ovviamente non stiamo parlando di ospitalità di serie B, immagino che tutti faranno la loro parte, quindi avremo le 2, 3, le 4, 5 stelle, quello che sarà, è uniforme per tutti. I profughi dovranno avere una camera come ce l'hanno tutti gli altri clienti, con il televisore, il wifi e tutto, cioè abbiamo previsto riscaldamento, climatizzazione, insomma, come si deve fare. Quindi vi annuncio che oggi si parte con questo accordo. Non chiedetemi quante saranno le camere, per non ve lo so dire, perché non abbiamo chiuso accordi rispetto ai numeri, nel senso che in base alle camere libere andremo a occupare. L'accordo prevede che ogni struttura ricettiva non può superare i 214.900 euro, IVA esclusa, cioè vuol dire che al massimo la cifra massima che una struttura ricettiva può incassare per questo motivo quindi per l'ospitalità profughi, è di massimo di 214.900 euro. Guarda, questo è un accordo innovativo che mi sa che utilizzeremo anche in futuro, se mai dovesse capitare di averne la necessità. Io non aggiungo altro, vi lascio, non vi nego che oggi poi devo ospitare anche i campioni mondiali di gelateria, e quindi dopo li salutiamo, e so che vi abbiamo portato anche una sorpresa oggi. Però prima passerei a voi lo spazio per le domande. Prego. Grazie, buongiorno. I 214.900 sono cifra massima all'anno? Sì. Totale? Sì. Sull'annualità. Ok. L'accordo cosa prevede? Che chieda c'è una disponibilità da parte degli albergatori? Raccolta dalle prefetture, verrà raccolta la disponibilità, ovviamente coordineremo, non è che se un albergatore chiama il numero che ho dato prima, l'800 990 009, o chiamo la protezione civile, o chiamo in ufficio da me, o chiamo in prefettura. Nel momento in cui io faccio l'ordinanza, chiunque intercetta una disponibilità la mette a patrimonio del team, no? del coordinamento. Quindi il sistema più veloce è quello di andare alle prefetture e di dichiarare la disponibilità. Lo possiamo raccogliere anche noi a livello regionale senza nessun problema, e con le associazioni di categoria abbiamo fatto un bel lavoro. Io spero veramente che ci sia, che se dovesse esserci bisogno
si vada in questa direzione. Considerate che ad oggi la stragrande maggioranza, lo vedete dai numeri che vi ho dato prima, ha dei parenti o ha degli amici che ospitano, quindi non siamo molto esposti sull'ospitalità ancora. Resto sull'albergo e poi ritorno però sui numeri di cui accennava adesso, ma non avete numeri, quindi non avete idea di quanti alberghi possano aderire? No. Teoricamente potrebbero essere anche, che ne so, 1, 2, 0? No, io penso che ci sarà alta adesione, perché devo anche dire che all'inizio, ma sto parlando proprio delle prime ore, mi hanno cercato direttamente le rappresentanze degli albergatori, dichiarando subito disponibilità, e oggettivamente si sta presto a fare i fantasiosi, ma guardate che il dato del grande accordo ve lo dà il B&B, cioè evito di usare sto termine poi non pensino all'extra alberghiero, ve lo dà il pernottamento con colazione, 35 euro, insomma penso che va riconosciuto il sacrificio degli albergatori, perché ripeto, a prescindere dalle stelle dell'albergo, 35 euro pernottamento e colazione è assolutamente un ottimo accordo. E questi soldi sono quelli della struttura commissariale? Sì, quindi dovremo darci da fare a livello nazionale poi per aver riconosciute queste spese, ma insomma guardate, noi confidiamo di non averne bisogno, però in caso di necessità bisognerà anche attivare questo accordo poi. Mentre, tornando indietro, voi avete effettuato 14.000 tamponi, che è il passaggio nella nostra regione delle persone scappate dalla guerra, e gli ospiti sono poco più di 7.000, però sì, ospiti negli hub sono molto meno, quindi sono a casa dei parenti? Tanti sono ricongiungimenti familiari o amici, alcuni hanno già, però non vi so dare il dato oggi, ospitalità in qualche famiglia, qualcuno che li ospita, insomma qualche notizia la riportate anche voi quotidianamente di qualche azienda, qualche imprenditore, magari quelli più noti che ospitano. Poi c'è anche chi in silenzio, diciamo, lo sta facendo, ma non vi so dire quanti siano, no? Cioè però guardate che il tema dei tamponi è stato strategico, al di là dal punto di vista sanitario, ma è quantomeno per contare, perché loro ormai sanno già che c'è questa profilassi, c'è questa diagnostica che facciamo all'ingresso, e la fanno anche volentieri per evitare poi di avere problemi. Questo serve anche per i trasporti, vi ricordo, nei 5 giorni. Altro? Prego, dai, Martina, dopo Tosato, dopo la Cristina. Buongiorno. Prego. Volevo chiederle invece se ha qualche aggiornamento rispetto alle offerte di lavoro di cui si era parlato, alcune associazioni di categoria si erano già attivate. No, non ne ho. E ci risultava anche che si cominciasse a ipotizzare poi per una sistemazione un po' più stabile per chi non è ricongiunto a familiari e amici, quindi immagino per chi adesso è ospitato negli hub, una collocazione vicina ad eventuali zone che possano avere bisogno anche di Martina, lì c'è l'incrocio della domanda e dell'offerta, cioè oggi non siamo nelle condizioni di allocare qualcuno in località, diciamo, fare questo incrocio, no? Pernottamento, lavoro, però se capiterà sicuramente sì. Considera anche che questo tema degli alberghi ci può aiutare anche su questo fronte. Ad esempio sulla costa, immagino, tipicamente per la parte stagionale. Ovvio, però ecco, anche qui approfitto della tua domanda per dire, attenzione, non stiamo parlando di sostituire lavoratori veneti con altri come qualcuno si diverte a fare. No, non se ne trovano, abbiamo verificato. Siccome i soliti complottisti portano avanti anche queste teorie, cioè stiamo parlando di, guardate, qui avete tutti operatori del settore del commercio, quindi sono tutti somministratori di bevande e alimenti per legge, no? Quindi hanno attività, ristoranti, gelaterie, cioè, hanno alberghi, di tutto, e vi diranno che non esiste, cioè il problema è trovare il personale. Cioè vuol dire che siccome io le ho fatti questi lavori, lavare i piatti, cameriere eccetera, se qualcuno lo vuol fare è a casa, intercetta questi imprenditori, gli diranno che la stagione la si può fare. Non c'è nessun superamento delle regole Covid perché sono ucraini, questo deve essere chiaro. Ecco, quindi la si finisca di dire queste cretinate, perché non è così. Il superamento dell'unica regola è quello del decreto flussi, se no riescono a assumerli, tutto là. Chiedo un'ultima cosa, a livello di numeri, visto che stiamo crescendo al ritmo di 1 migliaio che poi si fermano, vado a spanne, a settimana, avete una proiezione su quando si potrebbe arrivare? C'è stato detto un 15.000, lo so che è difficile naturalmente. Intanto io direi che oggi, non perché noi siamo i primi della classe come Italia, ma perché per una congiuntura astrale direi che il discorso di oggi di Zelensky rischia di diventare
potrebbe diventare, come si può dire, definiamolo uno spartiacque nella comunicazione avvenuta fino ad oggi. Spero sia così, perché se il discorso di Zelensky oggi sia io sto difendendo l'Europa deve entrare in guerra, l'abbiamo già sentito 4 o 5 volte questo discorso nei parlamenti in giro per il mondo. Io spero che oggi si parli di pace e si capisca che questa inutile strage deve assolutamente finire e che si torni per quanto possibile alla normalità, anche perché comunque qualsiasi azione militare parte da un teatro di guerra che c'è già, che è quello dell'Ucraina, e mi sembra che a quel punto i civili non hanno nulla da guadagnarci. Ma io, guardate, io aspetto anche con speranzoso questo intervento, perché ho visto un cambiamento, diciamo, di comunicazione. Vedremo cosa dirà oggi. Condannando sempre, senza se e senza ma, Putin e tutti quelli che lo assistono in questa operazione. Grazie. Altre domande? Filippo, prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Si è parlato in queste ore, in questi giorni, di un intervento della Russia nella fase più acuta della pandemia, una missione un po' segreta, una missione sanitaria segreta della Russia in Lombardia. E lo stesso sindaco di Bergamo poi ha anche parlato, ha anche confermato la presenza di questi inviati russi per aiutare la Lombardia nella fase più acuta appunto del virus. No, non so nulla. In Veneto no. In Veneto no. Ecco, la domanda. Ma state parlando della prima fase? Della prima ondata. Non lo so, cioè, guardate, la prima ondata c'è stata grossa difficoltà, lo sappiamo, è probabile, ma non so, la sento da te adesso. Comunque se la domanda è in Veneto c'è stata? No. In Veneto ci siamo arrangiati, nel senso che non abbiamo avuto aiuti esterni. Sono arrivati, che so, adesso a memoria, cioè non vorrei dire che poi magari qualcuno trova uno spedizioniere che dichiarerà che c'è stato 2 scatoloni di mascherine dalla Russia, non ve lo so dire, ma ce l'hanno mandata dal Giappone, ce l'hanno mandata dalla Cina. No, ma non era questo. Delegazioni? No. Sì. L'unica delegazione che è arrivata qui subito è stata quella famosa di Wuhan, che è venuta col virus, nel senso che non è una battuta, per capire se riuscivamo a costruire, diciamo, qualcosa per difenderci con l'Università di Padova, roba seria, solida. Comunque dalla Russia nessuna delegazione. Io che ero commissario, che sono il commissario, anzi, non li ho mai visti. Punto. Ok, grazie. Prego. Cristina Giacomuzzo, poi vi presento gli ospiti. Prego. Presidente, volevo chiederle se ci spiega la ratio dell'accordo con Federalberghi e con tutte le associazioni per quanto riguarda il tetto dei 214.000 euro. Perché? È stato un guarda, e ce la facciamo in 2 questa domanda, perché questo è un accordo che hanno fatto al tavolo delle trattative che non compete a me, perché poi c'è anche il rischio di dicono Zaia si è messo d'accordo ma va in vacanza da una parte o dall'altra, no? Che non capiterà mai, e non lo so, probabilmente è probabile anche che ci sia anzi no, è previsto dall'articolo 9,2 dell'ordinanza di protezione civile nazionale, quindi hanno stabilito saranno le vecchie, non so, saranno, trasformatelo in lire, avranno trasformato la vecchia norma nazionale in lire, hanno trasformato in euro e vengono fuori 214.900, tutto qua. Però esattamente articolo 9,2 dell'OCPDPC, cioè l'ordinanza della protezione civile, 872/22. Quindi ha ripescato sicuramente una norma. Pensavo che fosse quella, quando lei parlava di accordo innovativo, pensavo che fosse... No, l'accordo innovativo è sui valori, cioè pernottamento prima colazione a prescindere da stelle 35 euro ci andremo tutti, no? Nel senso, se avessimo bisogno di pernottare. Ci sono scadenze di questo accordo? No, nel senso che l'accordo, noi cerchiamo pensavo all'estate e quindi Io direi che noi, intanto questa annualità 2022 la dobbiamo tenere in piedi, nella speranza che domani, dopodomani dichiarino
che finisce tutto, ringrazieremo tutti coloro che sono messi a disposizione e finisce lì. Guardate, cava il cuore sentire queste donne, questi bambini che dicono mi fermo qui solo qualche giorno, mi fermo una settimana, una decina di giorni, cioè si sono portati da casa anche poca roba pensando che comunque tornano a casa, e quindi cerchiamo di fare in modo che questo si traduca in realtà. Un'ultima cosa, Presidente, ieri a Vicenza si è svolta la riunione dei sindaci dell'USLO 8. Sì. Rucco ha messo in evidenza un problema che probabilmente hanno anche altri sindaci del Veneto, e cioè noi non abbiamo poteri di spesa, ma chi paga per esempio le rette della mensa per i ragazzini, i bambini ucraini che vanno a scuola, perché al momento non hanno avuto indicazioni di questo tipo? Se l'aspetta o dalla Regione o dalla Protezione Civile o dal Governo, ha qualche indicazione da dare a proposito? Guarda, è un po' la situazione che stiamo vivendo un po' tutti noi, no? Anche come parlo noi, intendo noi commissari di questa emergenza. C'è un impegno da parte del governo di rimpinguare ovviamente le casse della protezione civile rispetto a questa emergenza ucraina. È ovvio che non è che possiamo pensare che le amministrazioni comunali o regionali possano... Guarda, noi per onestà devo dire che non abbiamo chiesto sulla sanità, sul fronte sanitario, perché lo consideriamo un atto, cioè comunque in questa fase di solidarietà, però ovvio che poi le spese degli alberghi non sono solo le mense scolastiche, ci sono le spese degli alberghi, i pernottamenti, il personale, stiamo attendendo lo stanziamento, insomma, ma non ho, come si può dire, motivi di pensare che non ci sia, cioè come in tutte le ordinanze commissariali ci sarà, quindi contabilità speciale e poi gestiremo. Altro ragazzi? Prego. Ricordiamo durante un'altra emergenza, quella dei profughi, quando abbiamo dovuto accogliere grandi numeri provenienti dall'Africa, più o meno quella potrebbe essere la norma a cui si ispirano i 35 euro? Ma sì, ma è ovvio che noi siamo partiti da lì, dopodiché ci sono anche altre realtà, mi dicono, dove ci sono stati... Allora, noi siamo sicuramente sul target basso. C'è anche qualcun altro magari che ha dato di più, cioè noi siamo riusciti, e ringrazio tutto il mondo degli albergatori per aver accettato questo accordo. Ecco, un'ultima cosa, rispetto invece alle famiglie che accolgono, potrebbe essere previsto anche un rimborso per chi decide poi di mettersi a disposizione per un... Ma sai, questo sarebbe auspicabile, perché comunque, dopodiché questo è un atto di solidarietà, di volontarietà, cioè io ne conosco molte di famiglie che ospitano e non mi hanno detto ma io lo faccio solo se mi pagano, dopodiché è ovvio che se dai una mano alle famiglie che si prendono ancora di più questa incombenza ci vorrebbe un segnale, però eviterei di aprire un altro fronte, cioè adesso la stiamo gestendo benissimo grazie ai veneti con la solidarietà, la stragrande maggioranza se ne va da qualche parente o da qualche amico. Dopodiché se la situazione precipita dovremmo ricambiare lo schema di gioco, questo è poco ma sicuro. Però noi abbiamo voluto evitare le tende, cioè tendopoli eccetera, cioè alloggi diciamo da protezione civile proprio da emergenze. Infatti il segno nei nostri paesi non si vede, insomma, questo lo riconosciamo tutti. Dimmi Alda. No, era solo una specificazione, ritornando sul discorso alberghi. È un accordo fatto solo in Veneto o anche in altre regioni? Altre regioni lo stanno facendo, lo fanno, ovviamente con cifre che magari possono anche variare. E quindi le cifre al momento sono solo venete? Queste qui? 35 e 60. Non so se qualche regione ha 35 e 60, so che mi hanno detto che qualcuna ha anche di più, però diciamo noi siamo sicuramente i più bassi. Ad oggi, se dopo domani qualcuno trova altre soluzioni vedremo di chiedere ai nostri perché non si può far così, però penso proprio di no, insomma, oggettivamente stiamo parlando di una disponibilità che va raccolta come un atto anche di disponibilità estrema.